Castelfranco al voto, 12 liste per 5 candidati sindaco pronti a sfidarsi nel confronto di questa sera a Dix News. Pronto per il confronto? Certo, prontissimo, non vedevo l'ora di venire qui. Prontissimo, siamo nati pronti. Pronta, il mio battesimo televisivo, ma pronta. Siamo pronti e molto consapevoli di quanto bene abbiamo lavorato come squadra. Sì, prontissimo, assolutamente. Ormai siamo allo sprint finale, manca meno di un mese al termine della campagna elettorale e per gli sfidanti l'arma vincente per affrontare il dibattito di questa sera è una sola. La concretezza, il saper scindere l'immagine dalla sostanza. La mia arma vincente saranno i cittadini di Castelfranco. La semplicità e la concretezza. La squadra è un programma costruito in 1 anno e mezzo di lavoro insieme ai cittadini. Spero di riuscire a convincere i castellani che ci vuole cambiamento e oggi spero di riuscire a fargli capire quali sono le differenze fra i candidati. Queste le loro priorità per cambiare Castelfranco Veneto con l'aiuto degli elettori. I cittadini, la connettività e il bilancio partecipato. Il lavoro, la sicurezza e rilanciare la cultura e il turismo. La crescita investendo sull'istruzione, investendo sull'innovazione, investendo sul capitale umano della nostra città. Il lavoro, la viabilità, il restauro delle mura e ultimo, ma non ultimo, il restauro e la riqualificazione degli impianti sportivi di Castelfranco Veneto. Sociale e lavoro sono le due cose, messe assieme poi fanno un'unica cosa sulla quale bisogna puntare.